Cari amici di Sportissimi, un saluto dal vostro Marco Gendoso qui per commentarvi la nona giornata del campo di Serie D che vede affrontarsi Palermo Futsal Club e Sparta Palermo. Acquisto degli ultimi giorni, Zarcone allarga il gioco per Rizzotto, palla ancora per Zarcone con la punta e qui è andato veramente vicinissimo al gol, più che mai lo Sparta Palermo. La Fiuda ci pensa forse un attimo, poi allarga al compagno Chinnici che salta all'uomo, lo siede Chinnici e poi Monteverdi super. La Fiora scambia con Catania, palla di ritorno perfetta di Catania su John, scarica su Chinnici, sovrapposizione su John allo spazio, cerca la porta diagonale che però non impensierisce Monteverdi, palla in rimessa dal fondo, di contare i secondi meglio e anche poi palla in movimento su John, intanto capovolgimento di fronte Gennaro e qui se l'è divorata Gennaro. Apre per Chinnici, accarezza Chinnici, Vivarelli, apre benissimo per su John, poi Gennaro! Perfetta l'occasione! Ed esulta anche su John! Assist meraviglioso e 1-0, Gabriele Gennaro dopo 13 minuti. Allarga il gioco molto bene, Vivarelli salta, la muove sul secondo palo, la tocca però all'ultimo. Un difensore, poi Gennaro lotta e ringhia sul pallone. Gennaro allarga, Vivarelli esce bene dalla pressione, carica al sinistro e poi Monteverdi respinge però su Gennaro, sinistro di Gennaro, alza troppo, sempre molto utile Gennaro che fa tutto solo, Gennaro va sul destro, Gennaro, che cosa ha inventato Gabriele Gennaro, 2-0 fa tutto solo e lo fa benissimo. Il direttore commerciale Filippo Lario che come sempre segue la squadra. Va Vivarelli sempre Monteverdi con i pugni si appoggia da su John, apparecchia Chinnici, aggancio Corona ricercato poi su John col mancino e sempre Monteverde, Chinnici ancora al volo sfortunatissimo, poi apre per Catania all'attacco Conigliaro, la carezza, poi calcio in porta, doppia deviazione e poi ancora una volta Conigliaro, Cali super e poi Conigliaro con rabbia fa 2-1, la riapre lo Sparta Palermo. La Fiora su John apre dalle parti di Chinnici, secondo palo e poi la Fiora si è divorato questo gol, ma che palla di Lorenzo Chinnici. La Fiora allarga per su John, la porta lontano, poi apre per Chinnici e super Monteverdi guarda la porta, scivolata poi puntuale da parte di Cara, poi sbaglia ancora la Fiora. Chinnici scivolata, Tarantino, adesso ancora Conigliaro contro Conigliaro, secondo palo su John, la tocca e salva tutto, ma che pericolo. Chi avanza? Lorenzo Chinnici sul sinistro, cerca la porta! Lorenzo Chinnici, cala il tris, giocata solitaria e la fa perfetta, braccio con Calì, 3-1 il risultato. Ovviamente la seconda parte di stagione sarà ben diversa. Zarcone, Rizzotto con la punta e poi Calì ancora una volta ad allontanare, poi Vito La Fiora, Rizzotto che allarga il gioco dalle parti di Conigliaro, buono qui il suo aggancio, poi cerca la conclusione, Calì 2 volte, poi Zarcone, sempre Calì rimane giù e poi Zarcone, dove il gol del 2-3, la riapre Zarcone con Calì che è rimasto giù, errore da parte di Luca Vivarelli. Conigliaro si continua con il quinto uomo, Conigliaro con sinistro e poi Calì e le urla da parte di Peppe Calì che carica la sua squadra, carica il sinistro, Vivarelli la tocca, poi Gennaro allarga per Leto che poi cerca la porta, Leto il palo, non riesce nemmeno così il Palermo Futsal Club a trovare il poker. Vivarelli tutto solo, Vivarelli ancora, Vivarelli casca giù, calcio di rigore per il Palermo Futsal Club, andato su John, calcio! Su John, trova il poker centrale di potenza, 4-2 e questa è veramente la partita più importante di quest'anno. Poi sbaglia il controllo Zarcone, ma va bene così, finisce la partita, 4-2 il risultato, vince ancora il Palermo Futsal Club, fa 8/8.